La domanda è sempre la stessa. Come si può uscire di casa per andare a lavoro e non tornare più nel 2018? Eppure succede, spesso. In questi primi 6 mesi dell'anno, gli incidenti mortali in Veneto sono già stati 24. Le vittime in prevalenza maschi. Quanto ai luoghi di lavoro, per così dire insicuri, il 38,2% degli incidenti mortali si è verificato in agricoltura, il 27% in una ditta a cui appartiene il lavoratore stesso, il 14,7% nei cantieri. Sapete qual è la provincia più colpita negli ultimi anni? 2017-2018, proprio quella di Vicenza, con 40 incidenti. È l'area della Pedemontana, purtroppo non è esente da questo fenomeno. In mattinata tavolo tecnico in regione. Maniera molto operativa di dar vita a un piano strategico che vedrà la luce nelle prossime settimane di chi fa cosa, in maniera tale che si muoia di meno sul posto di lavoro e ci si infortuni di meno. Un piano strategico dunque che verrà presentato tra una settimana, studiato con gli attori principali del mondo del lavoro, sindacati e imprese. Non è solo questo, il piano strategico parla anche di formazione, parla di entrare nelle scuole, parla ovviamente di dialogare con gli operatori, parla ad esempio di mettere in relazione le nostre spese con i responsabili della sicurezza delle aziende, tutte attività che ci dimostrano che questo può darci buoni risultati. Ci si riaggiornerà lunedì prossimo. Sul tavolo ci dovranno essere le proposte, ma soprattutto gli impegni di ognuna delle parti in causa, perché le percentuali di morti e infortuni si devono abbassare.